Mauro Manoni, dirigente responsabile del basket del CUS Cagliari, domenica gara difficile contro Albino. Sì, domenica gara difficile, innanzitutto perché in trasferta e quest'anno come non mai il fattore campo è molto importante in questo girone. È difficile anche perché speravamo di arrivarci in condizioni migliori sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista della preparazione tecnica, che le due cose sono collegate tra di loro, perché tutti i guai che abbiamo avuto in quest'ultimo mese e mezzo hanno condizionato molto la nostra attività tecnica e quindi anche la crescita della squadra e soprattutto del gruppo dal punto di vista dell'affiatamento in campo, diciamo. Ciò nonostante, ripeto, stringiamo i denti, nonostante Rossi entrerà in campo senza essersi allenato tutta la settimana, Borsetto ancora non ce la fa perché ha tolto il gesso ma la mano non è ancora a posto, ci mancherà Madeddu che ha avuto un piccolo incidente in moto e dico che ci mancherà perché comunque nonostante la sua giovane età sta riuscendo a darci dei minuti di riposo e di qualità importanti. Ci dispiace perché oggi si configura come uno scontro diretto questo ad Albino perché ci manca qualche punto dalla classifica proprio per il fatto che il lavoro è stato condizionato fortemente da tutti gli infortuni. Stringiamo i denti, non cerchiamo alibi e cerchiamo di andare comunque a fare di tutto per portare la partita a casa.